Attività realizzata con su contributo dessa Regione Autonoma dessa Sardigna, imprentas 2023-2024, lei regionali 22-2018, articolo 22. E ben tornausu per un'altra puntata del Movi. Oggi è un Movi Usugizzi. Poiché dobbiamo andare a sa riserva naturale del su WWF del Monte Arcosu. Io sono su capo bascio della Sardegna, accanto de Capoterra, Uda e altre vidas de Porto Umano. De grande cultura, de messaius, pastoris e de gente che sta abituata insomma a lavorare in Susattu. Sa troupe oggi è bella infogata. Vedeneus Marco Follesa che dopo ci resta incominciando a di piace di andare a vivere esperienze. E poi vedeneus Nicola Nardo, oggi ha preparato e organizzato tutto il tesinante, tesinante, camera, GoPro, insomma, esti proprio per filmare tutto su programma di oggi. E su programma è questo di andare, come tapunavo a Monte Arcosu, a Bivita. Questo è il luogo che manti indittato, poi mantinavo, deppisi andare in Guni a sapere un'esperienza di Porto Umano. Sa di esti spantosa, se us andando, e os altri su appettai che sono pronti per un'altra puntata di Movi. Saluti Giovanni! Ciao! E tavariti? Tutto bene, tu? Castia, quando da Tovio, Deo sei sempre pregiato. Devo uscire e lì ci vuole pure. Aspetta che sono vago carico. Come te sempre. Ciao. Ciao, tavariti. Beh, ho fatto un bel viaggio, ma di spantosa. Ma contassi noi Seuso? Seuso, in so si vede su WWF di Monte Arcosu, ma esatto, è l'oasi del cervo e della luna. E so si WWF per un anno che erano in Europa. Punti 3.800 ettari. È mannitted, sì. Oggi più una rocca d'uscetti. Una rocca d'uscetti. Dopo esiscire che Giovanni Paulis è del suo WWF, è fotografo naturalista e guida ambientale e escursionistica. Ma che sei su noi? Che si fa esibire in questo luogo da spanto? Oggi ti porto a fare una cosa che io faccio già ogni anno. Andavo a fare un luogo di fotografie ai animali. È una cosa bella. Castia. Due su Nicola e Marco, operatori del Movi, del suo programma televisivo, che ogni volta minanta
porta rissa a macchina fotografica, tu pure, grazie. Tem ragione. Da tengo, secondo me, ma probabilmente se questo potete andare bene, poi fotografare, oh là, poi questo è su carica batteria, nada misi, No, sta macchina andava bene. E l'obiettivo che è cruzzettedo. Poi per fotografare animali serve un obiettivo che ti possa accostare a questi animali senza rendere atteso, però. Poi da questo No, questo è se mi troppo... pongo a tirare fotografia a un uscirepo, a un suripone, questo subito, se vuoi, ti zeo su, in omni mossia, no, questo no. E me lo so, a parlare un po' E dunque, a mostasi quali è questa Aspetta, attrezzatura, che faccio può andare Porta in susato a Sammy. tirare fotografia agli animali, sì. No. Devo rapponni gusta. Beh, Io mangio gusto. è Questo uno bazooka, è sì. no 400 mm. 400 mm. Su Rua è un 1855, quindi cruzzettedo. La macchina? Questa macchina è una macchina Z8, è bestia de vago. E, questa è bella da me. Dunque, con questo obiettivo tu ci arrennesci. E quanto di atteso tu puoi fotografare un animale? Non sapevo 100 metri. E tu casa proprio. Dove Commenti si eppidi. Yeah. Beh, dunque, atrasa biuga di castia. noi. Io penso che sia meglio che lui maneggia bell'obiettivo. questo, questo è un Questo è prova per con me. cruzzettedo, e poi su questo che hanno 200 su, Sì? impara questa. Un'altra. Montauso, a un andauso, poi sono in un luogo già preparato per fotografia. Un barracco. Andauso in Guni e questo andava bene. Allora, mi pare che... ma questo invece testi gusta. Questa è importante in meta. Sacqua è che ancora cosa va a fare. Di aereo sono importanti, perché tu non decidi quando bessi questi animali. Poi bessi subito, ma poi bessi dopo 2 ore, 4 ore, poi pure non bessi. Scisi che tu porti a Roma senza manco una fotografia. Succede. Dunque, se te pesisci che quando bessi a fare fotografia naturalistica, scesi quando bessi e non scesi quando torni a Roma. Si sta passione a cosa a macchina, questa 2 punti, gente che, cioè, si deve fotografare un animale, tu devi fotografare come tu quanto sei parlato? Un po' meta. 4 disi. 4 disi. 4 disi, no, praticamente arriviamo, mi vogliamo interessare Su barracchedo, abbiamo e adesso giremo di bestiate, adesso gracchi. A sacca però si è fatta. Sa guardadin de bestio e poi ho fatto bella fotografia. Sa passione, Ascolta, qua abbiamo 2 tenisi, 2 su zaino, una muciglietta e poi il 3 piedi. 3 piedi che non deve mai mancare come tinanta Nicola e Marco. Questo è porto come manno un dei gusto che è importante in me. Poi come te manna questa macchina fotografica, questo obiettivo è pesante. Quando lui a Varsa, ora non puoi sapere quanta è questa macchina fotografica in mano, serve da davanti bene su 3 piedi. È importante poi una da stabilità. Di aereo sono importanti per questo. E questa parte che si era questa conca adesso cavalletto questa da posso pure cambiare che bollo. Ma voi gli animali si mangiano scetti questa. È pesante, aguanta. Poi non è che non è leggera. Pesa per questa conca adesso cavalletto. Ascolta, in su barracco tu ti ponisi e questi animali non ti vedi, no, non mi vedi. E se non tenesi barracco, come ti se fai? non tengo barracco, avete che mi sono ben attrezzato, mi sono fatto rotto. In noi in un emporio di questa fotografia naturalistica. Si può rimaneggiare, io gusto. La vetta è bogendi. Questo si zerra poncio mimetico. Poncio mimetico. Tu due pigas, toccherà a 2 anni a questa maniera giusta, 2 anni si dice. Là, su stampo e stino. No, aici. Vai. 2 anni sì. Adesso sei tranquillo. Poi questi animali non li vedi. Certo. E a intro c'è una rettina viticata. Possa farci. Certo. È importante, ma con questo il problema è su vento. Però tu... certo. Ma io vengo bene, ma che ragione bene. Tu cappello, tu bogas o tu a quanto? No, su cappello da quanto, poi su cappello è importante, poi questa visiera
poni i zocos, non si passa a luce dei zocos, comprendi? Questa è una cosa che gli animali si binti. Binti subito, Certo, subito, certo che subito. si fuinti. Su Shrevu non biri bene, ma Ma sa luce... sul lugori dei zocos... sul lugori dobbiamo subito. Certo. Poi più che due tenisi altra... E ma questa la faccio quando a tu, però. Non mi donera sta. Oh. Ma Questa si zerra a ghilli. queste esperienze. Togliere un'esperienza in Sardegna. Aspetta, Paco, Paco, che fai, mi fai. trasso. A colore patenti. Fammi doveri. Esso. Va? Aspetta che non ne si acabava. E da due. Dopo si pone pure gusto. Aspetta che a noi due sta all'estero da poneo subito. Non più sora. Noi facili. No, non è facile, Perché ma- attento. La vai. Là? Tu Zeus. Poi c'è gusto? Solieras. Cosa si serve? Paco, Paco. Ok, a posto. Mo sei pronto? Io sono pronto, può andare a tirare fotografie sa che se mi fai vedere a colore tuppa, a colore mudizzi. Andavo su, Eia. a ricordare si fa fare, vince se sempre che una cosa deve fare, questa deve atturare in meta, però non puoi dare tutto preparato in casa, di che no, giusto? Eia. È una cosa importante. Che io devo portare acqua, potete sa borraccia e non sa plastica. Certo. È una cosa importante. Certo. Poi voi questa plastica che la ruire a parlare su la dente. Quanto e tempo non è bello. camminare moi? No, 1,5 chilometri. È accanto. Andaus. Cosa ribauso? Questo è uno dei accorredi su Chireneuso, dove si conosce per fare fotografie. È importante in me pure questa ricerca scientifica, poi da noi così bisogna animali, essi sono antibinti e su comportamento è questo normale, naturale. Certo, poi in noi questo è un fruminello, noi andiamo a buffare, salto, piantare, e poi in noi mi viene da pensare che può esibire differenti animali che in 3D andano o in 3 notti andano a buffare. Su Mragiani, ma non è in 3 notti, è di uno, su Mragiani, su Zirboni, su Srevo, già bene noi, ma questo il nostro mangiato insistati in mera. Poi noi abbiamo l'acchittedo e gli animali si vengono a buffare. Certo. E quando si girare in mera è importante l'acqua. Certo, ed è per i piri che all'inizio noi sono castendi, voi monti scadiras, a cosa se tesinante può appiccare giaccas, zainus. Che morirà. Certo. Ascolta, che è questa più bella fotografia che ti è capitato di dire dei noi? Dopo fatta in noi in Antis. Sì? Uno Srevo e uno Zirboni, un incrocio. Uno bandera Navate e uno bandera Satra, uno masco del Srevo. E su Zirboni che va sarà. Satto, ma così saluta. Ma nuda. No. Lesto, una Navate e una Satra. Ascolta, e noi mi ingolli si moi. Mo andavo in noi accanto, c'è un altro accorrendo, vago per un anno di gusto. E in cui provavo a fare fotografie, in cui c'è patenti accanto. E è possibile che... sono visti bene, tu sai dunque sacca abusauso in su verdi. Eia? A tirare fotografie. Dai che sono pronto. Devo ti un fatto, andavo. In noi, in questa rocca, noi abbiamo un nido di falco pellegrino
Che su storie, su rullesto che ne neus. Quando galera fonti già 340 km/h. Ascolta, Achillesi? In cui è tutto, in pizzo su questa parte brusata, andare a casa, quindi vigara Pisitus Arestis, Marzo. Pisitus Arestis? No, questa cosa non da scia, su Pisitus Aresti, quant'è che arriva da pesare? No, è leggereddo, è manno ma è leggereddo, e noi non c'è nessuno che ti porta su mangi in mezzo, certo, e non è per cassare, che non chiaro, non vivi. Ascolta, due competizioni tra hacker e Story? A volte si succede che logo. su story, quando sa che li si accosta troppo su neo, carica. Ma non è facile, Posso che la da ciappare. ma che sa che li deve la pipa con i sartiglietto, spesa con i tendi. Giovanni, quando è che nasce questa passione per la fotografia naturalistica? I giornali abbiamo 12 anni. No, nasce perché a babbo mio piace a me tirare fotografie. E mi prestava questa macchina fotografica cosa sua. E poi a 14 anni allora su di noi e mi sono comprato una. Anteguerra proprio, Certo. però funzionale. Dobbiamo pagare da seconda mano. Ascolta, è il suo primo scatto che hai fatto da Viccioccheddo in un asinao. Bah, questa è La prima volta che ho fotografato... Chi ne ha acciappato? No, era uno pillone, manco tu conosciamo, non sapevo manco che esisteva questa cosa. E venuto a rendere dai mari, mi sono fermato a un c'è questo lacco, bello umano, e ho pagato un francese. E dopo domandavo, e ti fotografando, e mandavo Polo Sultano. Poi quando dopo bio, a Zullo, a Vicco a Rubio, a me piace, e poi Torro Grasi. In bicicletta ci andavamo. Sì. Sarò rosso da Sadì. Del Domus Nova se andasti in No, non sapevamo di Iglesias. E poi siamo arrivati in Guni e sono riuscito a fotografare. Tinau, un puntino entro sul fotogramma e mi rinnegamo pure quando non eravamo esatto lo vedi e mi hanno detto taccedo, non c'è dubbio. Ascolta, e in moi caso in idea è grande esperienza, uno dei motivi sul fotografo naturalistico che tu hai su noi, che da quando hai fatto questa fotografia a questa pure acqua, c'è dinanzi. Polo Sultano si dice, ma... Andando in idea che andavo a castiare un album fotografico di fotografia lì punti questa che ti punta parlata di preso in su coro in isoco su quando si scasta. Direi che mera, però una è su schirro e dopo fotografare su denti a Domonoasa e poi anni si avrà l'unica fotografia di schirro fatta in natura che non è stato un Sardegna. Poi la prima volta che sono andato a Carloforte a fotografare il falco di Eleonora, su storia di Eleonora, che è bello di Arenus. E il primo giro noi a Monte Arcoso è stato un su 92. Certo. E abbiamo fatto una specie di scommessa con il suo professore che abbiamo fatto questo corso per diventare guida ambientale. E abbiamo fatto una specie di scommessa con il suo professore che era un grande fotografo e insomma se riesci a fotografare con la tua macchina poi ti presto la mia attrezzatura per tutta la settimana dopo questo savarrai noi una gira se avarrava entro del saccorreddo il pizzo sa parte alta del Soasi 4 ore e mezzo quando viaggia in scurigando si riesce a fotografare sul giro e poi una gira poi scattare con questa macchina fotografica di un professionista e più sta pregiando si comprende i limiti proprio Viccioccheddo figurati certo ascolta su pregio invece che tu i business su questa gente che accompagna a fare questa esperienza di fotografia naturalistica e ti avvisi in isocos di questa gente quando ci arrennesci a ciappare si emozioni perché quando lui i ragazzi non è un animale di tipo su grevo non è
pieni di confidenze con sta gente, no? E quando lui è busy, succedevo che bessi, è sospettoso, non è che... E tu sei su spanto e ne so cosa dessa gente, tu su busy che casti non ti succedevo. E se errori che fai, ti scesi che comincia a scattare, io tipo disperato. Pare che succedevo sia la spesa di subito, ma noi è di aici. E insomma si tornava piano, appago, è importante che sia tranquillo, perché nunca fotografia sono venuti le fuiate. Questi animali si vede che spriavo, non andava bene. Certo. Se animali devi essere tranquillo, certo. tu devi essere come che non ci sia. Quando lui ha rinesciuto a fare questa cosa, le fotografie sono vestite bene. E donando in me tutto i sinditto su a me pure, quindi su che mi sentendo tu in modo sta registrando in sintesi che va su questa fotografia bene. Certo. C'è non ci dico. Castenco, a pattare. Casti accanto a sta matta e accanto a sta matta insieme, vedi? Tu pensi? Sì, è presente? Sì. Posso scattare? Eia, ma guarda attento, che questa cosa è importante. E che tu devi simone a fuoco con soco, poi te che non casa fotografia di foglia. Andava. Soco deve essere perfetto. Là, tu pensi? Sì, sì. Fonte tusso, è una femmina con suoi giochi, con suoi ticche. Lo popeo. Su gioco fonetto. Felice tu noi, eh? Sì. Questo è un luogo spantoso in meta. Eia. A me piace in mare, no? È bello. Ascolta, prima mi via sta contenti che a po' da tempo tu hai fatto l'unica fotografia del suo schirro. Eia. Comunque sei cristiano pensa di uno scatto scientifico. Ma sta fotografia serve pure. Poi sento ammologo, poi botanico, poi biologo, zoologo, su traballo cosa tua, quanto è importanti? È importante perché quando fai pubblicazioni, cioè fotografia ci vanti, non è che è importante a Dasareni e a Dasareni fatta bene. Ti ricordo se prima tocca la parlare attento se avete che questo animale non sia spriato, perché è importante che chi fa una pubblicazione scientifica è un animale spriato. E su fallimento e su fotografo, non è che... E vedi sul fallimento di questa pubblicazione scientifica, poi questa pubblicazione scientifica potevano de gusto che è un etologo, l'etologo studia su modelli degli animali, certo. Se tu pinti spriato, questo non è una foto vera, è un fake, come si dice in inglese. Dunque, dovresti questo mantenere il rapporto scientifico, allora dovresti questo chiesti su traballo cosa tua che vinci se tu andai in locus, tu andai e un presidio e controlla la vita di peonai che a Monte Arcoso è stati a vincere il logo dei bracconeri, sì. Quanto è importante su traballo dei ghias come a tu in un locaici? Ma non c'è dei ghias, perché su traballo mio è importante, ma è importante in mera su traballo dei gente che viene in noi possono giurare, i volontari del WWF. E poi noi pure noi questi vincere oasi del cervo e della luna. È importante che questo è importante che possa succedere, poi in noi imparano traballo piccolo che hanno dentro che hanno un problema. E ora avete una seconda opportunità importante e mera da punti sfruttando di arero su bene. Può comprendere che tu hai finito un'altra maniera di vivere. Ci vuoi contare? Questa cosa che noi è un'altra maniera di vivere. Tu hai scelto di vivere in susatto. Vai fotografia se animali, se guia, se del suo WWF. Giovanni Paulis,
quali è sul rapporto che tu tieni con gli animali, con chi ci vive in questo luogo? Ti intendi ospiti o ti intendi parte di questo mondo? A volte ospiti, ospiti fortunati però, che non è di adesso fortuna, poi ho più cose che la gente che attura sul bar non vedi, di sicuro. Certo. Però mi intendo parte di questo luogo, insomma non è parte della natura, è importante, essendo parte della natura è importante da rispettare. Poi chiunque non si rispetta di domo tu, cioè, È vero. è importante questa cosa. Ascolta, Deo ti posso unire che si arrennesce su acciappai i shrevos. Tu immaginavo che forse si usavano i strimoni, ma io vivo i shrevos. Deo ti do grazie. Dici che è un piacere, ma quando si sul pari è sempre un piacere. Beh, è un piacere in mano. Ascolta, grazie. Ti do rausa bella bello. Manda bene. Sei sicuro che gli schianti più vince se muovi questo lavoro si funti spaziati e che l'incuno muore da tenere il deciso di andare a tirare fotografie con tu in susato. Bene, bene. Grazie, Laila. Grazie, grazie come te sempre. Sì che uso. Eia, aiuto. Dai noi? Dai noi. Andiamo. Quindi siamo andati da Monte Arcoso, da Sosia Naturalistica del WWF, appunto hai visto un'esperienza di importo umano. Io ho trovato Giovanni Paolisi, fotografo naturalista, che si era accompagnato a tirare fotografie ai animali che vivono in questo patente. La cosa più spantosa che di sicuro non ha mai scaresci è questa che quando si è andato a fare fotografie in una foresta ilici, in un luogo noi potevo andare sommi due passa da vago, è stata questa da comprendere che in questa esperienza si vive veramente a sul ritmo dei animali. Appunto comprendo che questa cosa spantosa è che quando devi acciappare uno srepo o uno sripone o una muvra che passa in susato, non è a di fare una fotografia, ma è ad acciappare quando gli animali è stesso. E in questo momento mi pare che commenti che uomini e animali stanno piantando un'altra volta, come ti via in tempo passato. E allora questa cosa bella è cosa che quando ha pubblicato i shrevos tenia veramente questa furichita di fare fotografie, di acciappare, e invece Giovanni mi ha dato calma. A selia di piegati sul momento, scatta questa fotografia e io le fotografie che ha provato, me sa punti bessia mali, calincuna e bessia icci, però Dio si è spantato su proprio. Mo mi torno a Castello e si possono dire che ha provato cassa a manna dei animali più bello che tu funti in questo luogo, che è stesso Cerebu. È una cosa bella ed importante è questo, di pesiciri che su Cerebu, vinse su 1985, vi era sparescente dessa Sardegna, poi di tenere su Medasa, di tenere su in ogni luogo, e su consiglio che si è questo. Bene a noi a vivere questa esperienza di visitare i sosi del WWF e si capita in gollesi questa macchina fotografica che chi in Ciarrenne scesi, chi sesi a Seliauso
più dedotto che non questionai a voce alta, forse si potesse acciappare altro pure una dei prendas che due punti in noi. Rebus, muvras, hackers, stories e adesso bello vince a acciappare su attu aresti. A Sibiri è un'altra puntata de Movi. Noi siamo in noi e siga in Radio Televisione Sarda.